Accelerata vaccinazioni, ultima chiamata del governatore Zaia agli over 60, ci sono 52.000 posti disponibili, poi si potranno aprire le altre fasce. Commissione Sanità, il verbale del mio intervento trasmesso in procura. I test rapidi per la positività al Covid sono tra le scelte migliori per contenere il contagio, a dirlo il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che critica i risultati dello studio Crisanti. Non sono una Novax e la dose l'ho somministrata, così l'infermiera trevigiana segnalata da un carabiniere perché avrebbe fatto la puntura senza iniettare il vaccino. Scatta la difesa degli ULS 2. A Montebelluna i funerali di Mattia Battistetti, il 23enne morto sul lavoro una settimana fa in chiesa, sono risuonate le strazianti parole della mamma Monica. L'allarme degli albergatori di Jesolo dopo l'annuncio del Green Pass turistico. L'idea di avere un via libera per andare in vacanza sarà un ostacolo psicologico per i turisti. Il governo si sfila dall'accordo per il rilancio del progetto Italcomp e alla CC scatta lo sciopero immediato, lavoratori e lavoratrici in strada. 200 anni fa la morte di Napoleone, in tutto il Veneto restano le impronte nel bene e nel male del condottiero imperatore. Il nostro viaggio a Bassano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione regionale il tema delle vaccinazioni, con l'ultima chiamata del Presidente della Regione Veneto agli over 60, alla fascia di età degli over 60. Ci sono 52.000 posti ancora disponibili, ha detto Zaia, che è poi ritornato sulla lunga giornata di ieri in Commissione Sanità. Abbiamo 52.018 spazi in agenda che ad oggi non sono occupati. Cosa vuol dire? Vuol dire che faccio appello a tutti gli over 60 di provvedere quanto prima, se hanno deciso di vaccinarsi, a prenotarsi, perché non escludo che questa sia l'ultima chiamata tra oggi e domani. La situazione in poche settimane si è di fatto capovolta. Ora ci sono più disponibilità che prenotazioni. Da qui quella che lo stesso Presidente Zaia definisce l'ultima chiamata per gli over 60, dopodiché si procederà con le altre classi di età. Cosa significhi in termini operativi è presto detto. I sessantenni, i settantenni rischiano di trovarsi in un mare magnum di cinquantenni è un mare magnum imponente, quindi faticherà molto a risalire la corrente per riuscire a vaccinarsi. Allora noi vorremmo evitare che si crei poi questa difficoltà, perché non siamo in grado poi di garantire corsie preferenziali. E a proposito di prenotazioni, cambiano i dati da inserire sul portale. In base alle indicazioni del Garante per la Privacy, oltre al codice fiscale serviranno le ultime 6 cifre della tessera sanitaria, questo per evitare hackeraggi. Campagna vaccinale che per Zaia potrebbe arrivare al giro di boa entro l'estate, anche con il sostegno logistico delle aziende. Tema strettamente connesso, quello degli spostamenti, con il Green Pass sul quale stanno accelerando sia governo italiano che Europa. Noi siamo a disposizione, abbiamo un'anagrafe vaccinale efficiente, per cui nel momento in cui si tratta di stampare su un pezzo di carta da qualche altra parte un nuovo modulo, abbiamo un'anagrafe pronta. Zaia, che torna sulla lunga giornata di martedì in quinta Commissione Sanità, rivelando di aver chiesto che il suo verbale della seduta venga trasmesso in procura, e sulla presunta querela di Azienda Zero al professor Crisanti, smentita dal direttore Andrea Tognolo. Dovete parlare col dottor Tognolo. Punto. C'è altro da aggiungere. Quello dei test rapidi, della loro efficacia, resta comunque un tema caldo anche dal punto sanitario, dal punto di vista sanitario e scientifico. A dire che sono efficaci e che contengono il contagio il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. I test antigenici rapidi si lasciano sfuggire soggetti positivi al Covid? Sostenere la loro scarsa affidabilità, come ha fatto uno studio del professor Andrea Crisanti, ha sollevato più di una critica tra gli addetti ai lavori. Antonia Ricci è direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Non è uno studio rivoluzionario, non dice niente di diverso rispetto a tanti altri studi pubblicati in tutto il mondo e che riportano risultati davvero molto analoghi a quelli del lavoro del professor Crisanti. Quello su cui non concordo io, ma soprattutto non concorda la maggior parte del mondo scientifico, sono le conclusioni di questo studio. Nessun test è perfetto, sostiene Antonia Ricci, e ogni test va valutato a seconda della situazione in cui si interviene.
Effettivamente i tamponi rapidi non vedono un certo numero di positivi che invece sono identificati dai test molecolari. Dobbiamo anche considerare che molti campioni che i test antigenici vedono come negativi e che invece sono positivi in PCR in realtà non sono contagiosi. Il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico condivide e difende l'utilizzo del test rapido in una condizione di pandemia come è avvenuto in Veneto, perché ha assicurato risposte immediate ad un alto numero di persone. Il test molecolare non può avere un esito prima di 24, ma a volte 48 e a volte anche più giorni, 48 ore o più giorni. E in questo caso pazienti magari con elevata contagiosità, elevata carica virale, possono contagiare altre persone. Il test antigenico è in grado di identificare questi individui come positivi e quindi è possibile isolarli immediatamente. Questo quindi era il tema clou della quinta commissione sanità di ieri. Ovviamente ci sono poi i risvolti politici con la maggioranza in regione che si dichiara soddisfatta e servita. Questa seduta fermano i consiglieri a smontare accuse infondate e pretestuose. Abbiamo dimostrato che tutte le accuse che ci sono state fatte nell'ultima settimana sono accuse infondate, soprattutto anche l'attacco da parte del professor Crisanti, che è un attacco politico e strumentale solamente per la volontà di demolire da un punto di vista mediatico il sistema sanitario regionale. C'è soddisfazione tra gli esponenti della maggioranza in Consiglio regionale. La Commissione Salute sulla gestione della pandemia in Veneto è servita, affermano, a fugare ogni dubbio sugli attacchi ricevuti dall'opposizione in questo periodo. Un'opposizione che per mesi ci ha attaccato su uno studio di Crisanti che non esisteva, che ancora non è pubblicato e che finalmente abbiamo potuto vedere anche noi, e dove si evidenzia che più del 98% dei tamponi rapidi aveva un esito sovrapponibile ai tamponi molecolari. Quindi per mesi ci hanno raccontato di un 30% di tamponi rapidi che non funzionava. In realtà tutto questo è stato una montatura. Strumentali, secondo la maggioranza, sono state anche le richieste di chiarimento dell'opposizione sull'aumento di contagi e decessi da Covid-19 registrata in Veneto tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021. È del tutto normale che se noi andiamo a spezzettare i 15 mesi di presenza del virus in Italia, vedremo che ci sono stati dei mesi nei quali una regione ha avuto più problemi, dei mesi in cui un'altra regione ha avuto altri problemi. L'unico dato certo è che dall'inizio della pandemia il Veneto è all'8° posto tra le regioni d'Italia per incidenza di mortalità su 100.000 abitanti. Di tutt'altro avviso le forze di opposizione. È stata una commissione che ha visto 3 ore la maggioranza porre le proprie questioni, sicuramente non ha risposto ai tanti quesiti su cui noi in questi mesi abbiamo cercato di dare risposta, perché non è possibile che otteniamo i risultati e i decreti e le informazioni soltanto a suon di minacce di una diffida. Sul Covid, come su altri argomenti, ci deve essere più dibattito nelle sedi istituzionali. È il primo punto su cui pongono l'accento le opposizioni in Consiglio regionale, poco soddisfatte anche delle risposte ricevute in Commissione Salute sulla gestione del coronavirus in Veneto. Ci devono rispondere come mai, mentre nella prima ondata abbiamo avuto 2.500 morti circa, decessi, nella seconda ondata ne abbiamo avuti oltre 8.000. Questa è una domanda a cui qualcuno deve rispondere. Allora, i test rapidi sono stati utilizzati nel modo corretto come da circolare del Ministero? Era questa la domanda, non tanto il fatto di usarli. Le opposizioni respingono l'accusa della maggioranza di voler strumentalizzare la pandemia a scopi politici. Il motivo che ha spinto la richiesta di convocazione della Commissione, spiegano, è che si chiariscano dubbi e perplessità su quanto accaduto in questi mesi. Noi abbiamo solo cercato delle risposte che ci chiedono i cittadini veneti. Quello che mi dispiace è che non si sia persa l'occasione di addittarci come coloro che in qualche modo vogliono offendere i sanitari e la sanità del Veneto. E che il tema sia politicamente incandescente lo dimostra il dibattito andato in scena ieri sera nel corso di Ring, la nostra trasmissione di prima serata, tra Vanessa Camani, consigliere del Partito Democratico, e Gian Antonio D'Arè della Lega. Abbiamo assistito a uno schieramento di 9 tecnici che avevano da svolgere un tema. Non tanto cerchiamo di capire cos'è accaduto, ma come possiamo accusare Crisanti. Già questo a me ha fatto un po' sorridere, nel senso che io non sono l'avvocato di Crisanti di difesa,
è ridicolo che ci siano gli avvocati dell'accusa seduti spacciati per tecnici della regione. Detto questo, noi non abbiamo fatto altro che ripetere al Presidente Zaia quello che già avevamo detto allo stesso Presidente a dicembre. Caro Presidente, con 2000 morti in questa regione, ci facciamo una domanda. Dobbiamo correre ai ripari. Capito. E c'erano alcune cose da fare subito, a partire dalle restrizioni. Invece il Presidente Zaia, un po' perché doveva dimostrare di essere il più bravo, un po' perché per ideologia politica, come il suo capo Salvini, fa preferire, preferisce la questione economica, la questione sanitaria, ha scelto di tenere tutto aperto e a nostro giudizio questo ha influito. Questa è la nostra tesi, evidentemente Darè ne ha un'altra e mi spiegherà Darè se non è questa la verità. Mi spieghi Darè perché nella seconda ondata sono morte migliaia di persone in più. Ve l'hanno spiegato i tecnici, ve l'ha spiegato lui, vi hanno umiliato, vi hanno umiliato oggi siete stati umiliati. Perché voi avete sempre la questione politica, avete detto prima perché era sempre in televisione, per cortesia, se no non capiamo, avete fatto una pessima figura, come sempre. Voi dovete appellarvi a Report per poter esistere, perché se no non esistete. E questo è il problema. Voi avete Zaia e non lo potete vedere. Mi dispiace, fatevene una ragione. E si sta surriscaldando il clima anche attorno al tema del Green Pass. C'è una presa di posizione dell'Associazione Jesolana Albergatori. Comunichiamo bene quello che si può fare, non quello che non si può fare. Purtroppo si continuano a dare informazioni che finiscono per diventare un forte freno per chi vorrebbe fare vacanza. Così afferma Alberto Maschio, coordinatore Federalberghi Spiagge Venete, Associazione Jesolana Albergatori, commentando l'annuncio del Green Pass turistico. Il problema, secondo Maschio, è più di comunicazione che di sostanza. Per spostarsi serve essere vaccinati oppure aver avuto il Covid-19 negli ultimi 6 mesi o ancora aver effettuato un tampone nelle ultime 48 ore antecedenti il viaggio. Queste le domande di Maschio. Bene, si dica semplicemente che serve questo. L'idea del pass, dell'avere una sorta di passaporto, di via libera per andare in vacanza, rappresenta un ostacolo psicologico per i turisti. Rischia di creare gli stessi danni del coprifuoco. Andiamo nella Marca, dove la campagna vaccinale si tinge di giallo. Ci sono dubbi nel centro vaccinale di Lugignano su una dose di vaccino che non sarebbe stata somministrata ad un carabiniere che ha segnalato la vicenda in procura. È una nostra infermiera che nella turnistica che abbiamo fatto va nei punti vaccinali a vaccinare. Premetto che questa nostra infermiera non è Novax, difatti lei ha fatto la vaccinazione sia antinfluenzale, sia per l'epatite, sia la vaccinazione contro il Covid, la prima e anche la seconda dose. Quindi sgomberiamo il campo che sia una Novax, assolutamente no. Il direttore generale Benazzi sgombra il campo da ogni dubbio, intervenendo sulla vicenda venuta alla luce dopo la segnalazione di un carabiniere che qualche giorno fa doveva sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid nel centro di Lugignano. Al momento però di ricevere la propria dose, il primo dubbio sull'effettiva avvenuta iniezione. Il militare allora decide di guardare all'interno del contenitore giallo, trovandovi una siringa ancora con il siero. A quel punto vengono chiamati i carabinieri del NAS, la vicenda arriva in procura. Anche l'ULSS 2 cerca subito di fare chiarezza. Noi abbiamo fatto un audit interno, come è doveroso fare, dopo appunto il caso accaduto. La signora ci ha dichiarato, l'infermiera ci ha dichiarato che lei assolutamente ha fatto la vaccinazione. Le colleghe hanno chiarito che la collega è una brava persona, che ha sempre lavorato bene. La donna, infermiera da 30 anni, era da poco impiegata nel centro vaccinale di Lugignano. Domenica aveva coperto il turno pomeridiano entrando in servizio alle 14. Questo particolare potrebbe tornare utile per fare chiarezza. I contenitori, che sono contenitori gialli per i rifiuti speciali, comunque erano già dalla mattina. La siringa poteva essere rimasta anche per la mattina. Credo che vada fatta una verifica. Ai miei ho chiesto di fare una verifica anche col gruppo di infermieri la mattina per capire se a qualcuno era caduta una siringa.
L'ULSS 2 pronta a mettersi a disposizione della magistratura. Perché interessa anche a noi arrivare ovviamente alla verità e avere la certezza che al nostro interno abbiamo persone che lavorano con correttezza, con puntualità e con precisione, cosa che la nostra infermiera ha sempre fatto nel tempo, e vorremmo che appunto anche per il suo, ovviamente per il suo stato anche psicologico, che questo fosse chiarito il più presto possibile. In queste ore il direttore Benazzi ha avuto un colloquio telefonico con l'infermiera. L'ho sentita molto provata, io ho chiesto anche alla signora Malei, dico, ha qualche... Assolutamente no, io faccio il mio dovere, ho cercato di fare il mio dovere e l'ho sentita molto provata. Fondamentale potrebbe essere ora un esame sierologico. Fra 14 giorni potremo anche avere una verifica se la persona appunto che ha detto di non aver fatto la vaccinazione si mette a disposizione per fare un prelievo del sangue per fare gli anticorpi. Questo è un modo per capire se la vaccinazione c'è stata, sicuramente c'è anche una risposta anticorpale. Benazzi rassicura poi i cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione a Lughignano. È l'unica siringa che abbiamo trovato per cui tutti gli altri che la signora ha vaccinato li ha vaccinati, altrimenti avremmo trovato altre siringhe. Quindi di non preoccuparsi, che assolutamente sono stati vaccinati. Rimaniamo nella Marca per andare a Montebelluna, dove questa mattina si sono svolti i funerali di Mattia Battistetti, il 23enne morto una settimana fa sul luogo di lavoro. In chiesa le parole strazianti della madre. Quante volte io, papà, Anna, i nonni ti abbiamo detto cambia lavoro, è troppo pericoloso. E tu, no. Le nostre paure era che tu cadessi, non che una maledetta fune si tracciasse. Morissi tu che lottavi per la giustizia, ti garantisco che finché avremo vita faremo onore alla tua persona e chi ha sbagliato pagherà. La voce rotta dal più straziante dei dolori, mamma Monica, di fronte alla bara bianca del figlio Mattia, gli promette giustizia per una morte assurda, incredibile, un incidente che in nessun modo doveva succedere. Nel Duomo di Montebelluna sono in 600 per l'addio al 23enne, morto la mattina del 29 aprile nel cantiere di via Magellano. Il comune ha indetto il lutto cittadino, gli amici accompagnano l'arrivo del feretro con le moto, le fanno rombare. Gli operatori del 118 e della Croce Bianca, di cui Mattia era volontario, lo accolgono all'ingresso della cattedrale. Innaturale lasciare andare un ragazzo, un giovane uomo. Siamo sconcertati, addolorati. Insieme sentiamo urlare dentro di noi tanti perché, tante domande che faticano a trovare risposte. Giada, la fidanzata di Mattia, affida le sue parole alla mamma. Mi manchi così tanto, amore. Ti penso sempre e cercherò di sorridere come piaceva a te. Mi mancheranno i tuoi ti amo. Mi manchi così tanto. Ho perso una grande parte di me. La parte più bella di me. E poi gli amici dei tempi della scuola. Vorremmo dire un grazie speciale alla mamma, al papà e alla sorella, che insieme hanno cresciuto una persona dall'animo bello, buono e gentile. Il feretro esce dalla chiesa, risuona sul sagrato la sirena dell'ambulanza su cui lui stesso tante volte era salito per portare aiuto agli altri. I bambini della scuola di fronte lasciano andare in cielo dei palloncini bianchi, l'ultima carezza della comunità di Montebelluna a questo suo figlio. Cade da una scala da un'altezza di 3 metri battendo il volto a terra, infortunio sul lavoro questa mattina a Cortina in località Sompiei. L'uomo, 37 anni, di Valle di Cadore, dipendente di una ditta di impianti elettrici di Cortina, da un pezzo è stato soccorso nel cantiere dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale San Martino di Belluno, dove non è in pericolo di vita. I temi della mobilità. È evidente che la situazione di questo tratto autostradale insostenibile sotto tutti i punti di vista e pesa sulle spalle di cittadini e imprese. Così il presidente di Union Camere del Veneto, Mario Pozza, sugli ultimi incidenti che si sono verificati negli ultimi giorni sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste. Ogni giorno che passa rileva il ritardo degli investimenti su questa infrastruttura, si fanno sentire sempre con maggiore forza. È necessario che il governo intervenga per risolvere una questione che si trascina da troppi anni.
I temi dell'occupazione e del lavoro ci riportano in provincia di Belluno, perché il governo si sfila dall'accordo per il rilancio del progetto Italcomp e all'ACC è scattato lo sciopero immediato. Attenzione, le RSU insieme ai segretari territoriali indicano lo sciopero alle ore 9. Tutti sono pregati di recarsi al punto di raccolta. L'annuncio dall'altoparlante dello stabilimento una manciata di minuti prima delle 9. Poco dopo i circa 200 lavoratori in turno all'ACC escono dalla fabbrica. Lo sciopero proclamato d'urgenza dalle organizzazioni sindacali è la risposta inevitabile alle indiscrezioni prima, ai comunicati ufficiali poi che il Mise per bocca della vice ministra Todde consegna alle agenzie di stampa nel tardo pomeriggio di ieri, che smentisce il contenuto del verbale della riunione di venerdì scorso, nel quale nero su bianco si legge che il ministro Giorgetti ha presentato l'emendamento all'articolo 37 del decreto sostegni per consentire ad ACC di accedere alle risorse di cassa tramite la SACE. C'era un impegno del governo di far sì che l'emendamento fosse inserito e che quindi i soldi arrivassero in anticipo. E quindi noi non vogliamo essere presi in giro. Non si può cambiare idea, questo balletto ignobile sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Alla chiamata rispondono tutti, volti stanchi e sfiniti quelli delle tute blu. Dov'è il modello Corneliani annunciato dal ministro Giorgetti? In quale lista stanno gli investitori annunciati dal presidente Zaia? Basta i fingimenti, basta false promesse. Abbiamo bisogno di risposte. Qui la fabbrica a giugno è chiusa. Difficile non comprendere la rabbia per un'azienda che, pur in amministrazione controllata, ha reso noti risultati a doppia cifra. Ma com'è possibile, dottor Castro? A maggior ragione mi taccio. Troppo delicata la posizione del commissario straordinario per rispondere, ma lui e tutte le maestranze sono gli artefici in questi mesi di un lavoro eccellente, forse troppo per qualcuno, e quindi si scende in strada di nuovo. È l'ennesimo sacrificio che vi chiediamo, ma è l'ennesimo sacrificio che dovete fare tutti, perché qui il 2 giugno, adesso si può dire, no? Il 2 giugno qui chiudiamo, ragazzi. Qui chiudiamo il 2 giugno, A noi mancano i soldi, non mancano le idee, non manca qualcuno che ci dia le pacche sulle spalle, mancano i soldi, quello ci serve. E quindi abbiamo bisogno di una politica proprio di due soldi, come si faceva una volta. L'appuntamento, l'ennesimo per i lavoratori alla Rotonda di Melle, che è diventata il luogo simbolo di una battaglia che ormai ha i giorni contati. Mancano i rappresentanti istituzionali, tutti, e la loro è un'assenza che brucia in un territorio che ad ACC deve molto. Buone notizie fortunatamente dal punto di vista economico e occupazionale arrivano dal padovano, dal gruppo Aspiag Service Despar. Dagli scaffali presi d'assalto nelle prime settimane della pandemia allo stretto rapporto legato con le aziende del territorio per garantire il lavoro e la qualità dei prodotti, la grande distribuzione ha vissuto il 2020 da protagonista. Nonostante le difficoltà di un anno di crisi, c'è chi è riuscito ad investire nel capitale umano. Il gruppo Aspiag Service, concessionario del marchio Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna, nell'anno del Covid chiude con 281 collaboratori in più rispetto al 2019. Il dato è stato presentato nel bilancio annuale. Un incremento che va di pari passo con un segno più che riguarda le vendite, il fatturato e l'utile netto che raggiunge il 19,5%. Il gruppo, visti i buoni risultati, punta a rafforzare la presenza nel nord-est e prevede un piano triennale di investimenti da 390 milioni di euro. La programmazione per i prossimi 3 anni, prevediamo investimenti di quasi 400 milioni, soprattutto in nuovi negozi e ristrutturazioni, e ovviamente in tutte le regioni dove oggi siamo presenti. In Veneto nel 2020 spicca il maxi investimento per il polo logistico Agrologica. Monselice, un'area di 47.000 metri quadri per lo stoccaggio, la conservazione e la distribuzione dei prodotti freschi. Importante il rapporto infatti con il territorio e le imprese locali. Un modo importante, utile per restituire ai territori è proprio acquistare quei prodotti locali, quei prodotti che danno lavoro a tante altre persone, in maniera tale da costruire un ciclo virtuoso in una logica di sostenibilità a 360 gradi. Oggi 5 maggio, 200 anni dalla morte di Napoleone. A Bassano i segni del suo passaggio fanno parte della nostra storia. 5 maggio 1821, 5 maggio 2021, 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, come ci ricorda la celebre poesia del Manzoni, quella che inizia con «Ei fu, siccome immobile». Bene, in quei versi il poeta scrive: «Ne sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà».
L'orma, anzi le orme del passaggio di Napoleone Bonaparte qui a Bassano sono ben visibili sulla parete dell'edificio alle mie spalle, crivellato dalle palle di cannone nella guerra franco-austriaca del 1809. Ma è nel 1796 che le strade di Napoleone e Bassano si intrecciano in maniera profonda, quando durante la prima campagna d'Italia il generale francese inseguì l'esercito austriaco lungo la valle del Brenta e sconfisse il feldmaresciallo proprio nell'ormai famosa battaglia di Bassano. Personaggio scomodo, ambiguo, ingombrante, dalle 1000 sfaccettature, che tuttavia ha segnato la storia e non solo. E di come il passaggio di Napoleone qui a Bassano abbia influenzato anche dal punto di vista culturale, lo si capisce passeggiando per le vie del centro, guardando le vetrine di Palazzo Roberti, dove proprio Napoleone Bonaparte ha dimorato per ben 2 volte nell'autunno del 1796. E chissà se nelle stanze del suo soggiorno bassanese, guardando il Brenta, Napoleone abbia anche solo lontanamente immaginato che le sue tracce sarebbero state tramandate nei secoli in opere teatrali, liriche, dipinti, sculture e cinema, dove ad oggi detiene il record di personaggio storico a cui sono stati dedicati più film e serie TV, ben 700. Forse sì, considerando il suo ego, ma chissà, ai posteri l'ardua sentenza. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre prevalente, dunque tempo più stabile, ma con qualche insidia. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 6 maggio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso, spesso coperto. Sarà via via più soleggiato con il passare delle ore, dove avremo un cielo sereno o al massimo con poche nubi sparse. Sui rilievi al pomeriggio non si escludono dei veloci acquazzoni. Temperature stazionarie minime tra 4 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una certa variabilità più diffusa, qui con locali temporali intervallati da momenti più asciutti. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime fino ai 16-18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole un po' su tutta la regione, qualche pioggia sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime infine fino a 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.